Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Parliamo di Santa Cecilia con il consigliere Michele Lipani. Qual è la situazione attualmente? La situazione attualmente è questa, che dopo l'ultima assemblea che abbiamo avuto in provincia, nella quale è stata scongiurata la chiusura della fondazione, che anche legittimamente poteva essere una strada che si poteva percorrere, dati i buchi di bilancio, e stiamo lavorando per quanto riguarda Portogruaro con il commissario straordinario perché si liberino dei fondi per andare a coprire il buco di bilancio. Questi fondi sicuramente ci saranno, e lo ribadisco non perché esistono delle delibere ad hoc fatte dalla passata amministrazione, ci saranno solo perché alcune poste verranno tolte a qualche altra destinazione, a qualche altro ente a cui erano stati destinati, per darli al Santa Cecilia, quindi qualcuno verrà privato. Qualcuno a Portogruaro? Qualcuno a Portogruaro verrà privato di certi fondi, magari anche d'accordo chiaramente con loro, per poter otturare il buco di bilancio. Cioè chi? Questo non lo so, perché stanno lavorando in comune i funzionari con il commissario straordinario, e sarà un'operazione del tutto legittima, ma solo perché c'è la volontà di salvare la fondazione musicale. Questo devo dare atto sia al commissario straordinario che agli uffici del comune, che sicuramente hanno a cuore anche il bilancio della fondazione musicale, che in questo momento è molto grave la situazione in cui versa. Questo aiuto è importantissimo. Ci aspettiamo la stessa cosa da parte della provincia da qui a qualche mese.